accettato l'invito. Questo è il secondo appuntamento del Festival del Fumetto, il primo Festival del Fumetto a Mogliano Veneto, e grazie a Claudio che con pazienza lo ha organizzato e lo sta curando. E questo è il secondo incontro con gli autori. Abbiamo avuto un fumettista di Oblò, stasera abbiamo Alessandro Alberto, e sabato prossimo avremo Cisco che è sardano, che chiuderà il festival, che è poi un evento conviviale. E vabbè, lascio la parola a Claudio e agli autori del libro che presentano stasera. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Sono serie. Grazie. Vuoi essere qui? No, abbiamo già fatto questa trattativa. Sì, poi in caso ci alziamo. Ok. Non riesco a star fermo. Sarò bene. Adesso vediamo. Poi vi lascio. No, ma anche no, parla pure. Va bene. Ciao a tutti, le facce sono anche molte che c'erano in di sbaglio, no? Mi sembra. Per cui non serve ripresentare tutto il festival. E oggi presentiamo un libro che si intitola Il futuro è un morbo oscuro, dottor Zurich. Adesso una piccola premessa: io chiaramente, come vedete, ci conosciamo con molti pubblico per Becco Giallo Editore, lo stesso editore di questo libro, ma tra l'altro molto spesso curo anche la comunicazione o cose del genere, e penso che ormai nei mesi che ci conosciamo abbiate in mente un po' anche i titoli, no? Proprio del catalogo Becco Giallo, no? Per cui di solito La strage di Bologna, Porto Marghera, Genova G8, no? Raramente, lavorando magari a rispondere a mail o a messaggi Facebook per Becco Giallo, mi ritrovo a dover rispondere alla domanda: ma di che parla? Ragazzi, a voi. Cominciamo da là proprio a bomba. È così. Allora, al contrario della tesi sulle antologie. Sì, esattamente. Per spiegare di cosa parla, io vi leggerei le prime 3 tavole del fumetto, ok? Perché da lì partiamo e si capisce anche il tono della questione. Anzi, le prime 2. Questo è il prologo, ne parliamo dopo. La mia valletta qua terrà Formalmente Alessandro Lise scusate, scrive e Alberto Tarami disegna, e poi tutto quello dopo che vi racconteremo un po' compone come funziona questa cosa qua. Comunque sì, io sono Alessandro, lui è Alberto, mi dimentico di anch'io sono una cosa veramente una camera, mi dispiace. Allora, leggere il fumetto, dai anche alla telecamera ogni tanto, così allora, una cosa, comincio subito. Questa scritta qua significa capitolo 1, lo premetto. Noi diciamo, non è che lo diamo per scontato, però diciamo, ambientato in Russia, sono vari capitoli di fumetto, uno lo legge, non capisce esattamente che cos'è, però andando avanti si fa un'idea, no? Cioè, non sono numerati, in numero crescente. Invece, da quando l'abbiamo pubblicato, c'è un sacco di gente che arriva: ma cos'è sta roba? Cosa c'è scritto qua? Ma perché fumate queste robe che non si capisce cosa succede? Va bene, scusate. Allora, il disgelo era arrivato prima del solito. Dalla terra nera salivano profumi che allarmavano i sensi, rendevano irrequieti gli umori, risvegliati troppo presto dal torpore invernale. Ma non erano solo gli umori a essersi risvegliati. E poi c'è questo personaggio che parla. Dice: no, no e no. Sto bene, non ci vado dal dottore. Questa macchina che risponde: brrr, brrr, brrr. Poi dai anche verso. Sto benissimo, perché insisti? Vuoi che ti smonti pezzo per pezzo? Brrr. Devi smetterla con questo allarmismo. Non ho niente al piede. Brrr. Va bene, vado, ma sono sicuro che ti stai agitando per nulla. Basta uno starnuto e quella pensa che ho la morte addosso. E solo perché non sono fatto di ingranaggi d'acciaio. Macchine, valle a capire. Okay. No, se vuoi far girare intanto le tavole. Allora, questo fumetto, prima di tutto, come avete capito forse, è ambientato in una situazione un po' strana. Siamo nella steppa russa. Vi siete adesso un po' troppo. Siamo nella steppa russa, in che anni non lo so, facciamo anni 50-60, un po' avanti, l'Unione Sovietica comunque.
E a un certo punto questo è il primo che si accorge che c'è qualcosa che non va. Una strana malattia ha cominciato a invadere l'Unione Sovietica e questa malattia si configura così: le persone perdono il piede, rimane solo l'osso della caviglia, insomma, no? Si vede solo quello. Scompare l'osso, scompare il piede dal nulla, poi nel proseguo di questa malattia la persona si trasforma in una specie di cetriolo spugnoso e da lì poi c'è la morte. Questo morbo comincia un po' nella steppa, però si capisce che sta colpendo varie zone della Russia, e il primo che cerca di capire cosa sta succedendo è questo dottor Zurich, di cui c'è un'immagine qua dietro, vediamo se tiri fuori. È il dottor Zurich, che è un notissimo medico sovietico che ha scritto un bestseller che si chiama L'Enciclopedia Medica della Steppa, di cui all'interno del libro ci sono degli estratti, tipo abbiamo degli estratti dell'enciclopedia. Questo dottor Zurich. Scusate, ecco, qui c'è un Primo estratto piano. tipo, ok, dove ci sono i lemmi delle malattie, dove lui racconta il suo viaggio nella steppa e scopre le malattie più strane che ci possono essere. Questo dottor Zurich è diventato famosissimo, anche se la sua faccia non si conosce, non la conoscono i suoi connazionali, conoscono solo molto bene il libro perché è diventato molto famoso per questa cosa qua. Solo che non si capisce bene se lui è veramente bravo oppure no, sembra di sì, ma non si è sicuri, perché ha dei metodi molto particolari. Per esempio, per far guarire per far guarire alcuni malati costruisce delle altalene, perché dice che anche lo sviluppo psicofisico ha bisogno di un certo tipo di situazione così tranquilla e divertente. E questa è la premessa del libro. Io mi fermerei qua. Non so se hai qualcosa da aggiungere. Io continuo dicendo che sì, che ci troviamo qui dopo circa 15 anni di gestazione del libro, insomma, che non è una cosa normale, diciamo, di solito, ma praticamente diciamo circa 15 anni fa abbiamo avuto l'idea e circa 12 anni fa io ho cominciato proprio a disegnare, Alessandro a scrivere i testi e praticamente ci siamo tenuti sta storia fino a qualche mese fa. Non era pubblicata, diciamo che io e Alessandro in tutti questi anni abbiamo continuato a collaborare, abbiamo fatto altri libri, per cui abbiamo interrotto questo lavoro, abbiamo pubblicato delle altre cose. Però l'abbiamo sempre ripreso in mano. Però appunto l'abbiamo sempre ripreso in mano e in qualche maniera è bizzarro anche per noi adesso parlarne, nel senso che dobbiamo in qualche maniera ricostruire anche il perché ci è venuto in mente di parlare di malattie, perché cioè io adesso sto insomma diciamo che sicuramente volevamo fare una storia di fantascienza anomala. Ambientarla nella steppa russa ci sembrava la cosa più normale, in qualche maniera anche in linea con il libro che avevamo fatto prima, che era un western ambientato nel deserto. E questa è la nostra prima autoproduzione. Noi avevamo un piano, appena ci siamo conosciuti abbiamo fatto un piano, abbiamo detto il primo racconto facciamo un racconto proprio Lovecraft con quello stile, il secondo sarà un western e il terzo lavoro sarà una storia di fantascienza. Questi tre libri avranno in comune sempre un personaggio che all'inizio era il protagonista, poi nel secondo libro in qualche maniera ha una valenza un po' così negativa un po', e viene sviluppata poi lo stesso personaggio, si chiama Edgar Jaytuna, che è un tizio con la testa da pesce, viene estremizzato diciamo nell'ultimo libro, quello di fantascienza, in Zurich. Sicuramente ci interessava diciamo trattare le malattie con un'ottica diciamo particolare che in qualche maniera spiazzasse un po' il lettore, e praticamente da subito abbiamo avuto la voglia di dare una forma alle malattie e
dargli proprio una forma anche come proprio dei personaggi antropomorfi che si muovono, diciamo, liberamente, diciamo, nel nostro mondo. Sì, umanizzarli, renderli umani, in modo da... Questo è il prologo praticamente della storia, e qui vediamo un personaggio che la mattina si alza per andare a innaffiare le verze, e nel campo di verze si trova proprio al posto di una verza si trova proprio una di queste malattie che comincia a prendere forma e a camminare, insomma. Facciamo fare un po' di lavoro a Ah, Sono pronto. Ok, allora, astraiamoci un secondo dall'oggetto libro, anche perché avete dato insomma, un po' di materiale che magari può incuriosire chi vi ascolta. Intanto c'è Lisa e Talami, sono una coppia, no? Cioè nel mondo del fumetto i loro nomi sono sempre, quasi sempre consecutivi, ecco, tranne rarissime altre cose. E come avete capito hanno un'attività comunque florida, no? Però Zurich sono voluti 15 anni in gestazione, ma appunto come hanno anche accennato loro, in questi 15 anni non è che non hanno fatto nulla dalle loro autoproduzioni, e anche molte, insomma, adesso l'ultimo ciclo è questo Vista la Mise, insomma, per cui anche altri lavori. Altri 2 libri per Becco Giallo, tra l'altro quasi quasi mi sbattezzo, e Saluti e Bici. Saluti e Bici, un vero abbecedario sulla bicicletta, e per cui appunto di cose ne hanno fatte, però anche Alberto prima ha accennato a una questione temporale strana che vi aveva disegnato e aspettava i testi, no? Cose del genere. Questa coppia, Lisa e Talami, lavora in un modo abbastanza inedito, insomma. Beh, inedito, non del tutto inedito. Allora, noi ci conosciamo da un sacco di tempo, abbiamo cominciato a fare fumetti assieme dal 2001 e si è visto subito chi era quello più veloce dei due, cioè Alberto, chiaramente. È stato fin da subito così. Siccome io faccio molta fatica a scrivere, mi piace molto scrivere, mi piacerebbe scrivere molto di più, ma faccio una fatica pazzesca, mi ci metto e dopo un po' mi stufo, devo avere il controllo totale, devo essere in una situazione mentale, come dire, tranquilla, e non capita mai. E come funziona? Abbiamo congegnato un modo per cui riusciamo ad andare avanti anche se io in alcuni momenti non partecipo del tutto. Nel senso che da sempre abbiamo cominciato a trovarci ogni settimana, il sabato, a casa mia, e Alberto veniva, non avevamo quasi mai le idee chiare, o io avevo un'idea o ce l'aveva lui, e insieme cercavamo di fare un layout, cioè di fare una sceneggiatura, uno storyboard, insomma un piccolo abbozzo di come sarebbero state di solito 4 tavole, ormai eravamo arrivati come media, che dopo Alberto chinava. E questo layout che dopo lui faceva prima matita e me lo faceva vedere, e dopo io dicevo ok, cambia qua, oppure va bene così, sistemami, mettimi un balloon da questa parte qui, mettimelo dall'altra parte, così senza avere i dialoghi, semplicemente per una questione di ritmo che è diventato sempre più facile da gestire, ma poi, come dire, per il ritmo, poi dopo sulla scrittura è diventato sempre più complesso. E poi dopo che c'era la versione finale io scrivevo i dialoghi dentro i balloon, quindi dovevo adattarmi a quello che faceva lui alla fine, e che non è proprio una cosa inedita del tutto, perché insomma sapete tutti, Stan Lee che è morto di recente, l'inventore dell'uomo ragno, di Fantasy 4, eccetera eccetera, faceva più o meno così, scriveva un abbozzo di trama, una cosa veramente molto breve. Il disegnatore, cioè Kirby, Ditko, Peter Lorre, insomma, faceva lo storytelling grafico, no? E poi Stan Lee, che però era veloce, ci metteva un secondo a scrivere dei dialoghi anche abbastanza facili, insomma. E questo è più o meno il nostro metodo, solo che io appunto facendo fatica a scrivere ci metto un po' di più, e
Alberto, siamo arrivati a un certo punto in cui c'erano 200 pagine, oltre 200 pagine disegnate e nessun testo, per cui la gente alle fiere, lui lo diceva in giro naturalmente, mi venivano gli altri disegnatori e mi dicevano: ma tu sei una merda, cos'è che fai? Scrivi, cioè stiamo aspettando questo fumetto, ma lo lasci lì che ha disegnato così tanto? E io mi sotterravo. E finché non è arrivato che ha finito il volume 3 anni prima che poi lo vedesse completato. E questo fa sì un po' che lui mi odi e che mi odino un po' anche tutti quelli che vogliono leggere i nostri fumetti, ma fa sì anche che ci sia, come dire, un continuo ripensamento e cioè, come dire, una possibilità di sistemare e di migliorare le cose via, insomma, che vabbè, insomma. E anche, come dire, una possibile valutazione intermedia del fumetto, no? Perché lui poi se ne dimentica, lo rilegge e dice: ah, però non è male, non me lo ricordavo così, no? E quindi insomma è un metodo che abbiamo abbastanza rodato, che funziona. Però ecco, questo metodo qui fa sì che lui si vendichi, ok? Adesso questa è una cosa che posso raccontare perché mi permette di citare una delle mie frasi preferite che racconto sempre, siccome insegno sceneggiatura alla scuola del fumetto. C'è Sclavi, che è l'autore di Grand Dog, in un'intervista diceva: dovete ricordarvi che i disegnatori non è gente, okay? E allora e lui lo diceva secondo me perché i disegnatori leggevano le sue sceneggiature e facevano un po' come volevano loro. Allora noi un giorno ci trovavamo a fare questo layout, decidevamo delle cose assieme, solo che lui, non avendo i testi di riferimento, a un certo punto, se aveva qualcosa che gli piaceva disegnare, lo disegnava, qualsiasi cosa. A un certo punto siamo arrivati a questo capitolo qua, che credo che sia il capitolo 10, non mi ricordo più, in cui ci eravamo messi d'accordo che Zuri, che il protagonista, impazziva, cioè arrivavano delle tenebre, per una metafora della follia, arrivavano queste tenebre e lo invadevano. A un certo punto mi dà la tavola finita e ci sono gli egizi. Divinità egizi. Divinità, e io dico: ma come gli egizi? Siamo nella steppa russa. E vabbè, non è stato possibile farli togliere, insomma, poi se leggerete il libro abbiamo fatto tornare, non l'abbiamo fatto tornare, c'è un escamotage per superare questa cosa qui. Però ecco, ci succede questa cosa qui, per cui il nostro rapporto di lavoro è un rapporto di collaborazione, ma è anche agonistico, no? Nel senso che ognuno fa le cose che gli piace fare e l'altro cerca di adattarsi in modo che quelle cose ci stiano dentro, senza dover modificare cioè non è che c'è uno che impone la visione all'altro del tutto, c'è uno scontro in cui lui cerca di tenere l'aspetto grafico come gli piace a lui, io cerco di tenere l'aspetto narrativo come piace a me e queste due cose a un certo punto devono andare d'accordo, anche se poi ci facciamo degli scherzi, insomma, tipo che gli egizi o il fatto che lui non sapesse come andava a finire il fumetto fino a un mese prima di stamparlo, cose così, insomma. Sì, nel frattempo avevo anche rischiato di morire per un infarto. Sì. In ospedale dicevo: madonna, adesso mi tocca morire con 200 pagine in bianco, così ho un sacco di tempo sprecato per niente. Insomma, vabbè. Però devo replicare un attimo qui la questione egizia perché adesso mi sento tirato un attimo in ballo, insomma. Allora, 15 anni di gestazione, voi potete immaginare che insomma un autore, cioè anche di buono il fatto che un autore si può documentare, tipo io penso di essermi letto il 70% di Dostoevskij in questi 15 anni, per cui insomma potevamo citare lui, metterlo dentro alcuni nomi, l'abbiamo fatto sicuramente. Però mi è capitato in particolare un racconto di Bulgakov tratto da, mi sembra, Appunti sui polsini, in cui c'era questa scena di un medico di notte in mezzo a una bufera di neve con i lupi che lo inseguivano, insomma, e lui dice era circondato da delle tenebre egizie. Io ho detto: cazzo, che figata, tenebre egizie in mezzo alla neve, non c'entra veramente niente, mi sembrava irresistibile, c'è una cosa. E allora l'ho detto: sì, bisogna
è russo, Bulgakov è russo, dai, facciamo il rimando in canale, cioè tiriamolo dentro il nostro fumetto, insomma, ecco, questa è la genesi più o meno di questa cosa. Io alla fine ci tenevo molto perché ho detto, sì, sembra fantastico. Ecco così, insomma. Ti hai risposto nel merito, però Sì, proprio sì. sul tuo campo. Così Lo so, però è chiaro che una cosa è la narrativa in cui è una cosa metaforica, anche qui è metaforica, però si vede, no? Ci sono proprio degli egizi che compaiono e che ogni tanto compaiono nella testa del personaggio, capito? E allora questa cosa... poi lì era un valore in cui si parlava dell'ignoranza che era di alcuni contadini che era talmente... come dire, veniva talmente dal profondo che derivava da un periodo ancestrale, sì. dall'antichità. Qui è una nube di follia che arriva, ci sta. Però sì, non è stato facile gestire, una di quelle cose che non è stato facile gestire dal punto di vista narrativo. Sì, poi ci serviva anche, secondo me, in qualche maniera per staccare dal libro che avevamo fatto prima, nel senso, il libro prima ambientato nel deserto e il personaggio principale impazzisce, questo qui ambientato nella steppa russa e il personaggio principale impazzisce. Qui c'è più follia, però insomma ho detto dai, diamo anche, cerchiamo di staccare un attimo da uno schema mentale. Ammetto che la questione deserto e steppa sia anche molto di comodo per il disegnatore, nel senso che è molto d'atmosfera e eviti veramente di disegnare tante cose, insomma. Sì, poi ci serviva un posto talmente fuori Sì. che ci desse la possibilità di neutro, buttare sì. dentro qualsiasi roba e rimanere credibili, insomma, cioè tra virgolette credibili naturalmente, però che fosse così lontano e così alieno su cui poter giocare molto facilmente. Vabbè, questa era una domanda che non hai fatto ma che ora ti rispondiamo. No, e vabbè, credo che abbiate un po' capito le Cosa abbiamo a che peculiarità, esatto, dell'accoppiata, di cui appunto insomma, il libro che presentiamo oggi è il frutto cioè, praticamente da quando vi conoscete avete iniziato. Sì, praticamente diciamo dopo 5 anni di lavoro comune, perché facendo questo ci siamo accorti che siamo arrivati a un certo punto della trama e abbiamo dovuto chiuderla perché abbiamo detto facciamo 80 pagine, la chiudiamo qua e va bene. E ci stava con l'idea che volevamo fare di questo libro qua, che non finisce, ve lo dico subito, cioè è una fine che non è una fine, ma non è veramente una fine, però è una fine, insomma. Però abbiamo detto, vabbè, allora per strutturare un discorso, una trama più corposa in cui fare tante cose, abbiamo bisogno almeno del triplo dello spazio. E quindi abbiamo detto 80 per 3, 24, 240 pagine, ci servono almeno 240 pagine. E vabbè, però cosa ci mettiamo dentro? Non lo so, tanto lo pensiamo alla struttura, sono 2 parti, ci saranno 30 capitoli da 8 perfetto, di 240, quindi teniamo questa struttura qua, tutto con una gabbia 6 perché ci siamo, cioè con le vignette sempre nella stessa modo, insomma, all'incirca sempre tipo i Bonelli, perché così è più facile da gestire la narrazione e anche più, come dire, meno problematica per il nostro lettore. E però ci buttiamo dentro tutto, qualsiasi cosa, ok? Quindi anche tutte le amicizie. Sì, in più c'è da dire che eravamo abbastanza all'inizio, per cui eravamo abbastanza più pazzi e diciamo che scatenati, cioè probabilmente uno dei nostri intenti all'inizio era proprio bombardare il lettore con tutta una serie di situazioni che di solito non si trovano, ecco. Con problemi per me, sì, con problemi per tipo lui, le Tenebre, però ce ne sono altre che dopo deve in qualche maniera cercare di dare coerenza al tutto. C'è la storia di un postino, per esempio, che non ce la fa più con la burocrazia e vuole andare a vivere nella foresta, così. Ed è una storia che praticamente c'entra molto marginalmente con il resto della storia, ma che invece man mano che la facevamo prendeva molto piede, insomma, e chiudere il cerchio di quella storia lì, anche lì non è stato proprio, insomma, per fare degli esempi di quel tipo lì, cioè. E comunque c'è dentro qualsiasi roba, noi ci trovavamo e tutte le idee più pazze che avevamo, tutte le cose più strane, tutte le cose che ci venivano in mente le buttavamo dentro. E quindi ci sono viaggi temporali, ci sono
c'è diviso in due parti, la prima parte è una steppa, la seconda parte è in un ospedale che ormai ha preso piede in tutto il mondo, che si chiama l'ospedale mondo, tutta l'umanità vive lì, ci sono le malattie che vengono dal futuro, insomma, cioè, qualsiasi cosa. Ok, allora io direi che ci abbiamo verso la conclusione della chiacchiera pubblica per poi rimanere a fare aperitivi, il rito che vi raccontavo ieri delle presentazioni di fumetti per cui gli autori poi sono a disposizione per lasciare un ricordo, per rovinarvi il libro, no, per lasciare un ricordo sulla vostra coppia. E faccio una domandina così da poche pretese, nel senso che evidentemente nell'attività di questi due autori che lavorano insieme da tantissimo tempo e che si dedicano per tutto questo tempo sia a fare uscire libri e comunque essere presenti come autori, però dedicano una costanza incredibile a questo libro che finalmente esce. In un certo senso questo libro diventa anche quasi una dichiarazione anche sul fumetto secondo Lisa e Talami. Assolutamente sì. Come cosa, per cui se volete così in chiusura dire cosa vi è, chiaramente non solo sul fumetto, perché poi un libro è un libro, probabilmente è una dichiarazione poetica di Lisa e Talami sul mondo e non solo, però limitiamoci oggi magari ecco così al fumetto, per cui sì, insomma, se volete dire qualcosa sulle vostre ispirazioni, aspirazioni e così. A me ha colpito molto Mattia Ferri, che adesso probabilmente voi non lo conoscete, ma è un ragazzo che collabora con Becco Giallo, Uno sceneggiatore. Sceneggiatore, tra l'altro, sì. Beh, poi è uscito anche con un libro, quello sul Il razzismo spiegato ai bambini, esatto. E lui mi ha proprio, è stato uno dei ragazzi che l'ha letto in anteprima, ancora in PDF, e mi ha detto che in qualche maniera questo libro potrebbe essere il nostro modo per dire no al fumetto. Ok? Che era più o meno una recensione che era uscita per Lista la Mise, che è la nostra ultima, diciamo, autoproduzione, in cui dopo un momento un po' di sfiducia nei confronti del fumetto, ci siamo in qualche maniera sfogati e vendicati proprio del fumetto stesso e di alcuni meccanismi. E lui però ha tirato fuori questa, l'ha rigirata per Zurich, e in qualche maniera c'è questo spirito un po', se non altro, di prendere le distanze dal fumetto che c'è adesso e che in qualche maniera va di moda. Diciamo che uno dei riferimenti proprio del cuore di tutti e due è Seagar, che stiamo parlando di Braccio di Ferro, che stiamo parlando degli anni 30, insomma, come tipo di gag e comicità. Chiaro che qui ci abbiamo messo dentro scrittori di fantascienza che amiamo, che condividiamo, e sono anche chiarissimi riferimenti, insomma, nel libro. Però sì, probabilmente è proprio in qualche maniera un prendere le distanze più che altro da tutta una serie di fumetto che... Diciamo che sì. Anche da un tipo di narrazione probabilmente che va adesso, insomma. Da un lato è vero quello che dice Alberto, un no verso il mondo del fumetto di un certo tipo, dall'altro è invece proprio un sì netto verso un fumetto che è fumetto, cioè un fumetto che cerca di esplorare dei modi di dire delle cose in più, dire delle cose in maniera non dette, aumentare il dicibile con il fumetto e fare un fumetto che può essere solo fumetto, cioè che non può essere un'altra cosa, un cinema o animazione, o illustrazione o narrativa, una cosa che è solo traducibile in quel modo lì e che cambiando mezzo non è più, perde e non è una cosa che si può più compensare, no? E vabbè, insomma, l'idea, lui ha citato gli anni 30 e Seagar, e un po' c'è nell'aria questa idea che un po' lo dice Chris Ware, un po' lo aver letto anche tu un post che diceva la stessa cosa, l'idea che il fumetto in qualche modo dopo gli anni 30, concentrandosi su un linguaggio cinematografico, perde la sua capacità di inventiva, no?
e si concentra su un occhio cinematografico, per cui poi sono come dei microfilm e tu li diversi in pellicola senza problema. E invece l'idea è proprio quella di avere un linguaggio diverso, nuovo, che dice delle cose diverse in maniera più potente, insomma propria, ecco, quantomeno, se non, insomma con un'inventiva sua, e che permette di essere anche più liberi, insomma, non so, l'idea è un po' quella. Non so se ho detto una cosa sensata. Si è capito. Io direi, va bene, il futuro è un mondo oscuro, è un morbo oscuro. È un po' tutto oscuro. È un po' tutto oscuro, infatti le loro dediche sono divertenti perché spesso giocano su questa cosa. E vabbè. Non so se avete domande. Faccio questa cosa, no? Se le potete chiedere mentre beviamo. Sì, esatto, va bene. io sarei per tendere al rapporto informale con i lettori, piuttosto che il sì, va bene. pubblico. Sono d'accordo, va bene. Per cui insomma un grande atto sia di un'amicizia, di una collaborazione professionale che d'amore verso il linguaggio del fumetto. Sì, quello senza Gioiosità. Grazie.